I monumenti de Padova illustrai da Camillo Semensato in lingua padovana. Un co lesaremo il capitolo che parla di accesa de Santa Sofia. In fondo de via Altinate secata è accesa de Santa Sofia. Santa Sofia sia più vecchia accesa de Padova e o se vede dalla facciata che appare che a casca davanti. Drento gli ha fatto dei restauri e gli ha tutta lustrada, ma perché apparissi ancora vecchia, gli ha assai i muri senza malta. E a che somiglia ai Cese de Ravenna, de Torceo, e a quei bizantine. D'altra parte, Sofia era un nome piuttosto foresto. E a parte Pibea, Zedadrio. Tutta una montagna de archi. Non bisogna mai guardare solo che facciade, ma darghe sempre una occiada anche da st'altra parte. Pare che sia sta scomissiana nel secolo VIII, che sarebbe prima de Carlo Magno, quando veramente de costruzione se ne faceva poche, e quei che se faceva e era tutte piccole. Come che vedemo adesso, è accesa si sta fatta dopo il 1100. Dell'epoca de Carlo Magno paravia fosse i capitei degli archetti che gesedrio l'altare, in che liogo tondo che si chiama abside. Sti capitei sono molto semplici, così semplici da parer poaretti. Ma bisogna pensare alle condizioni che i tempi veramente difficili e che i cercasse di fare anche delle figure ne a piera era un segno di gran buona volontà e di speranza.